Siamo giunti alla quarta corsa, confronto riservato ai gentleman, non corre Becker Griff, restano 7. In un confronto davvero molto equilibrato, almeno in linea teorica. 1 Chanel DVS, 2 Cicles Go, 3 Velez Daghi, 5 Da Granit Dipa, 6 Delisti C. Seconda linea, 7 Certezza Grimm, 8 Blue Light. In partenza la rottura di Cicles Go. Numero 2 E Cicles così Go dall'esterno Da squalificato. Granit Dipa cerca di sopravanzare Chanel DVS, lo fa in 100 metri. Chanel in seconda posizione lungo la corda, mentre all'esterno viaggia Velez Daghi. E Velez Daghi è lesto a portarsi sui primi per cercare di sfilare su Da Granit Dipa. Velez Daghi insiste nella sua offensiva, attacca dopo 400 metri, mette qualcosa davanti all'avversario che però difende la posizione. 31 per i 400, Velez Daghi costretto all'esterno, si adegua al largo a questo punto. Anzi no, insiste nuovamente per cercare di sfilare, ma Da Granit Dipa intende correre in testa e quindi ne sortisce un duello iniziale davvero notevole. Ancora Velez Daghi che cerca di sfondare dopo 800 metri di gara. All'esterno c'è anche Blue Light. Velez Daghi sempre per corsie esterne, non riesce però con la curva a perfezionare quello che sembrava ormai il sorpasso e si arriva così a 1 chilometro in 1:16,3 con Da Granit Dipa che respinge ancora Velez Daghi che non si dà per vinto e a 500 dalla conclusione riparte aggressivo all'attacco. I due sempre tallonati da Chanel DVS, poi Blue Light, 400 alla conclusione con un parziale ora in 14,8. Da Granit Dipa si mantiene in vantaggio, Velez Daghi sempre per corsie esterne, poi Chanel DVS, ancora Certezza Grimm, retta d'arrivo con Da Granit Dipa che entra al comando. Da Granit in vantaggio, Chanel DVS sposta al suo esterno, attacca ma si lancia all'interno anche Certezza Grimm. Ultime battute con lo scatto di Blue Light che passa nel finale. Blue Light vince nei confronti di Certezza Grimm probabilmente e Da Granit Dipa. 1:16 il ragguaglio conclusivo, 34 a chiudere la vittoria per il numero 8 Blue Light Vittorio Miniero in sediolo che segue tutta strada le mosse di Velez Daghi e sul traguardo emerge di giustezza nei confronti di Certezza Grimm che all'interno trova il varco per sprintare bene e piegare a sua volta Da Granit Dipa. Successo quindi di Blue Light in sediolo Vittorio Miniero che neanche il proprietario per il training di Sabina Breccia e ovviamente la scuderia dell'avvocato